Amici bellini, abbiamo fatto bene ad aspettare, perché almeno nel finale di serata sono uscite le nomination del Pallone d'Oro e ci sono i ragazzi che ci dovevamo aspettare, più uno che non è più nostro ma che ovviamente ci riguarda, che è Kim. Parliamone! Allora, nel dare il benvenuto a Giuseppe Pisa e a tutti i nuovi iscritti che stanno accorrendo sul canale, vi ringrazio tantissimo. Io sono Valerio Fluido, sto a New York e mi piace parlare del Napoli. È bene dirlo per tutti i nuovi che si affacciano. Lasciate un like, è la cosa che chiedo così per cortesia, che aiuta a far girare i video, e vi devo ringraziare perché il video di approfondimento vi è piaciuto molto su quelle che sono il bilancio, i trasferimenti. Bene così, YouTube è un'oasi dove io mi pregio di avere la mia community. Peggio invece Twitter è una zona più aggressiva. Se tu dici qualcosa ti attaccano proprio, vattene, non sei tifoso, pagliaccissimo. Molto peggio di YouTube, ma va benissimo, a me interessa zero, come mi interessa zero che sia stato nominato Kim Min-jae. Oddio, mi interessa perché vuol dire che ha fatto benissimo con un Abrabam tattico. Andiamo a vedere di cosa si tratta, perché sono uscite le nomination. Allora, a fine video, dato che questo video è breve e leggero, a fine video vediamo se ce la faccio coi tempi. Siamo in aggiornamento per i football. A me interessa moltissimo, non tanto perché devo giocare ai football, ma perché la presenza sui videogiochi ti aumenta il brand, e visto che il Napoli è partner ufficiale con la Konami, insomma è importante. E magliette, dobbiamo vedere, stanno facendo l'aggiornamento, voglio vedere le nuove magliette con lo scudetto, è importantissimo, non riesco a delegare. E poi oggi abbiamo visto che Valentina De Laurentiis era presente alla riunione dell'ECA. C'è stata la riunione dell'ECA dove hanno fatto il cosiddetto renewal, memorandum of understanding, insomma il mettersi d'accordo di tutte le squadre che fanno parte della European Club Association per i soldi che si devono spartire dalle coppe europee, quanti soldi si devono spartire, insomma questo è. Però la presenza di Valentina è indicativa, è una cosa che vuol dire che non si occupa solamente delle magliette, delle distribuzioni delle magliette, del marketing. Evidentemente si sta cominciando a mandare la Valentina anche in situazioni dove il Napoli deve essere presente, è importante, quindi cerchiamo di capirla questa cosa, la mettiamo là come notizia e la analizziamo con calma, la valutiamo. Ovviamente è notizia di oggi perché ce lo aspettavamo il fatto di Kvara ieri, perché il video non invecchia. Questa è la cosa bella, perché io ieri vi faccio arrivare il video dove parlo dei conti del Napoli e vi dico Kvara prende meno di nada, non è possibile. E esce poi la notizia ovviamente del comunicato ufficiale del Napoli, che poi è stato stigmatizzato anche dall'associazione dei giornalisti. Niente di nuovo sotto al sole. Io lo avevo scritto su Twitter, non volevo farci un video di azzuppamento pane per il linguaggio che usa la società, ma il fatto esiste, e quindi avere un Kvara che prende così poco, con i procuratori che parlano con i giornalisti per sfottere la mazzarella, sì, va bene tutto, a livello di principio va bene tutto, ma non puoi avere un nominato al Pallone d'Oro che prende 1 milione, 1,5 milioni, è pochissimo rispetto poi a un Osimhen che ancora non ha rinnovato. Questa è la notizia. Allora andiamo a vedere. Ovviamente Onana, perché alcuni giocatori dell'Inter devono esserci perché arrivano in finale di Champions League e quindi lo meritano. Onana, Gvardiol, Benzema, quello che prende di più di questa lista ovviamente perché andando in Arabia così, Musiala, forse credo il più giovane della lista, insieme a Bellingham e Salah. Queste sono le prime 5 nominati, dei nominati. Dopodiché ecco Bellingham, 20 anni anche lui, 22 anni Saka, e poi stavo cercando proprio i salari, perché Saka ultimamente ha firmato un contratto dove prende 10 milioni di pound, cioè sono tutti aggiornati sui prezzi che valgono. Kolo Muani per esempio prendeva più o meno quanto Kvara fino all'offerta del Paris Saint-Germain e adesso ne prende 12 e ovviamente è così. Kolo Muani era un profilo post Osimhen molto plausibile. De Bruyne, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, ovviamente l'Argentina che vince il mondiale si porta dietro una serie di nominati, Kvicha, Kvaratskhelia, perché poi sta girando di nuovo lui che dice il suo nome alla Champions League, Kvicha, come lo dice lui, anche lui lo sta imparando adesso perché lo dice un po' diverso da come ce lo disse l'anno scorso. Kvicha, Kvaratskhelia, adesso lui dice Kvicha,
Kvaratskhelia, sempre con la Z è importante, è sempre importante, però dice più qua. 22 anni, Kvisha è lì, io lo continuerò a chiamare Kvara perché lui ce l'ha detto così. Ruben Dias, Nicolo Barella, sempre per quanto riguarda l'Inter, Erling Haaland, che poi sarà quello, secondo me, che con Messi si gioca, sono loro due, perché uno vince il mondiale, l'altro vince tutto il resto, quindi saranno loro due. Ci aggiungiamo Bono, perché io quando stavo leggendo il salario di tutti quelli nominati, ho detto, ma chi è questo Bono? E in realtà è Bono quello che sappiamo, e infatti sono andato a vedere, vedete, Bono è Bono, che prendeva un salario di 3 milioni, ma adesso poi si è trasferito e ne prende probabilmente molti di più adesso dove si è trasferito, non avevamo dubbi. Odegaard, Alvarez, Gundogan, Vinicius Junior, e non c'è dubbio, il pezzo forte sta qui con Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, sempre il rappresentante dell'Inter, Griezmann, Robert Lewandowski e infine altri due volti molto familiari per noi, a parte Mbappé, Kim Min-jae, Victor Osimhen, Luka Modric e Harry Kane. Ci sono degli esclusi e voi vi potete divertire sotto a dirmi, ma come? Non hanno scritto per esempio Enzo Fernandez, non hanno scritto Martinelli, non hanno scritto Cristiano Ronaldo. Vi potete divertire a dire chi sono i grandi esclusi, usciranno delle classifiche, usciranno delle formazioni dei grandi esclusi dal Pallone d'Oro, ma questi sono i 30 nominati per il Pallone d'Oro. Ovviamente andiamo a vedere un attimo i criteri, perché sono curioso, ma chi li decide queste nomination? E io vi voglio dare sempre qualcosina che magari non sapete o che sapevate. A votare sono i rappresentanti delle nazioni che occupano le prime 100 posizioni del rank FIFA, e cioè i rispettivi allenatori e capitani, oltre ai giornalisti di France Football, uno per ogni nazione europea. Chi ha votato secondo voi, Mancini o Spalletti? Perché adesso non lo so se questa cosa è avvenuta oggi, ma può essere che abbia votato Mancini. Tra i capitani ha votato Immobile, mo' un nuovo capitano, l'hanno fatto stamattina la cosa, non credo, probabilmente parliamo del capitano del vecchio corso. E quindi una nomination per Kvara, una nomination per Osimhen e una nomination per Kim. Se vai a vedere Messi mi pare che c'ha 16 nomination, ovviamente ne votano, vedi, ognuno sceglie 5 calciatori che avranno un punteggio che va da 5 per il primo a 1 per il quinto, così per il Pallone d'Oro e per quello femminile, oltre che i premi per il miglior portiere che ci sta e il premio per il miglior giovane, e lì Bellingham, ovviamente Musiala se la giocano lì per quello del miglior giovane. Credo non c'è Kvara lì. Kvara è la nomination del Pallone d'Oro generale. Vediamolo per Sfiz, perché c'è Højlund, però quello che dice goal.com ci porta Bellingham, ci porta Gavi, ci porta Musiala, ci porta Camavinga, ci porta ovviamente Pedri, ci porta Xavi Simons, ci porta Balde Alejandro, Antonio Silva del Benfica, Højlund che adesso è al Manchester United. Questo era il nome che io avevo detto e non ve l'avevo detto più, perché oramai Osimhen, se parte Osimhen non è più Kolo Muani che il Napoli deve prendere, ma deve prendere del Lens, molto tecnico, un bel giocatore proprio, e secondo me speriamo che il Napoli lo abbia già messo. Non si dice, però lo devi prendere adesso, perché sennò poi si diventa troppo tardi. Insomma, questo è. Quindi Kvara non è il miglior giovane, è tra i migliori proprio in generale. Diciamolo per bene, perché se è vero che Osimhen, il nome di Osimhen sarà sempre, quante ha fatte? 33 gol, 5 assist, ha vinto la Serie A. Il nome di Osimhen sarà sempre legato a quello del Napoli, su il gol che ha permesso alle compagine partenopee di vincere lo scudetto dopo 33 anni d'attesa. Non poteva che essere lui l'uomo destinato a completare una splendida opera. A sorpresa non è approdato in una di quelle squadre, va bene, segnando moltissimo, va benissimo. Kvara 16 gol, 17 assist, ha vinto la serie. Lo stato di forma di Kvaratskhelia è calato nella parte finale della stagione, come stanno dicendo tutto qua, ma comunque ha giocato un ruolo fondamentale nella corsa che ha portato il Napoli a vincere il suo storico terzo scudetto, soprannominato Kvaradona. È stato uno dei migliori acquisti in assoluto in Europa della scorsa stagione, resta uno degli esterni offensivi più difficili da contenere. Non è vero, se l'hanno imparato, non serve a niente Kvara. Rinnoviamo Kvara. Lo so che non è una priorità, ma tu lo devi assolutamente rinnovare, perché è impensabile che un ragazzo del genere, poi se tu vai a fare quello di Osimhen, non lo devi tenere un po' lo devi gratificare per quello che ti fa in capo. Altrimenti, se poi mi si viene a dire ma quello fa sempre la stessa finta, quello oramai se lo sono imparato,
quello prende 1 milione. Prende 1 milione. Perché Kvara deve essere più decisivo di Elmas, di Politano e di Lindstrom? Prende 1 milione. Mi deve dimostrare prima Nathan. E poi Kvara. Insomma, questa è la lista che vedete. Bernardo Silva e Vini Junior. Ditemi quelli che sono stati esclusi. Mi fa piacere che il Napoli faccia parte di queste manifestazioni, anche se non lo vinci, perché ovviamente non lo vinci, ma devi farne parte. E adesso il nome di Kvara è ancora più. 3 milioni e mezzo di followers su Instagram non sono casuali. Vuol dire che è un giocatore che infiamma i più giovani, accende la fantasia di chi ama il calcio, di chi ama la giocata, di chi cerca un nuovo idolo, perché non c'è più Ronaldo, perché Messi sta facendo delle mirabilie qui in America, ma non serve a niente, perché fa dei gol bellissimi Messi, sta performando molto di più di quanto non stia performando Ronaldo in Arabia Saudita, questo non c'è dubbio, ma i difensori non lo seguono, lui fa quello che vuole per il campo, veramente non lo seguono. Quindi stanno finendo i famosissimi idoli degli anni 2010, insomma tutto l'anno 2010-2020, adesso stanno nascendo i nuovi. Ci sono ovviamente Holland, ci sono ovviamente Mbappé, che prendono un po' l'eredità di Messi e di Ronaldo, però come vedete questi ci sono dei nuovi novi, i famosi nuovi novi di cui Kvara fa parte. Chiariamolo subito, Kvara fa parte di questa cosa. Io sono orgogliosissimo che il Napoli abbia questo ragazzo e andrebbe blindato e tenuto con noi il più possibile. Poi le prestazioni in campo se la deve vedere Garcia, come farlo, alle volte gli devi tirare le orecchie come faceva Palletti, poi alle volte lo devi proteggere, sta a loro fare tutto questo. Veramente mi interessa poco il come, mi interessa di più il quando, perché prima le risolvi certe cose e più si mettono in tranquillità. Vi lascio alla cosa di OFootball perché faccio e poi ci sentiamo domani per altri aggiornamenti. Da New York, Azzurro Fluido è tutto. Allora, facciamo un pochino un commento, perché queste sono la nuova schermata è ancora in fase di aggiornamento. Questa è la nuovissima schermata con Messi e con questa nuova maglia. Così hanno reso tutti i colori delle schermate un po' più pacifici, c'è più colore ma c'è più sfondo nero. Prima era un macello con un giallo e con un viola che c'era dappertutto. Quello che si può fare in questo momento è fare delle amichevoli contro l'intelligenza artificiale, e se vediamo ci sono poche squadre. Vedete, sempre in Francia sto andando proprio veloce. In Italia solamente Atalanta, Monza, Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio, però ci aspettiamo che insomma aggiungeranno, quando sarà completata l'aggiornamento, perché adesso stanno facendo tutto l'aggiornamento dei server e delle rose. Ancora come gameplay si può selezionare solo begin, regular e superstar, non c'è una via di mezzo, e si può scegliere come al solito così, si può scegliere il pallone. In futuro ci saranno palloni, c'era anche il pallone della Serie A. In questo momento selezioniamo quello di eFootball, e poi gli stadi. Questa è una cosa che mi dispiace onestamente, perché stavo cercando lo stadio in questa schermata. Eccolo qua, lo stadio è qui e ci sono vari stadi, ma non c'è il Maradona. Il Martingall è il nuovo stadio Triunfo, c'è lo stadio olimpico versione Lazio e versione Roma, San Siro, Meazza, l'Emirates Stadium, l'Old Trafford, Sportify, Camp Nou, ma non c'è il San Paolo Maradona, e questo è un peccato. Chissà che cosa serve per fare questa cosa. Cioè è la città di Napoli che deve mandare, visto che non siamo proprietari dello stadio. E poi la cosa brutta è che, come vedete, la maglia dell'Inter è già quella nuova di quest'anno, già è stata aggiornata, ed è stata aggiornata una settimana fa. Quella del Napoli è ancora la maglia vecchia. Ora non so a chi dare la responsabilità di tutto questo, perché se è eFootball il responsabile, se è Konami, perché quella del Milan è la nuova, quella dell'Inter è la nuova e quella del Napoli no? Problema ovviamente con le rose, ma in questo caso è solo una questione di aspettare domani. Entro domani sparirà Kim Min-jae, che era sparito una settimana fa, e già c'era stato aggiunto Nathan e Cajuste.
Qua noi mettiamo Raspadori in attacco perché così ha deciso De Laurentiis. Per il resto sappiamo la storia qual è. Io penso che posso anche chiuderla qua, non vi devo far vedere il gameplay. Era importante vedere giustamente quali sono le novità. Aspettiamo la maglia, che è la cosa più importante. Vedi, c'è ancora Lozano, c'è Zedad, e sotto il punto di vista delle rose non mi preoccupo, perché c'è ancora Ndombele che ha firmato per il Galatasaray. Non mi preoccupo per le rose, mi preoccupo più per la maglia, perché la maglia doveva uscire già, e speriamo che con questo aggiornamento la sistemino, perché la maglia con scudetta, la maglia bellissima. Io devo giocare, devo fare la nuova sigla, eccetera eccetera. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Il gameplay poi lo vedete un'altra volta. Ciao.